Pronti? 1, 2, 3. È buono il segnale con Potterjet che va a condurre, veloce anche Uronometro LG che cerca di accodarsi in seconda posizione, lo fa dopo 150 Numero metri, 3, ha sbagliato Timbuktu Timbuktu, qualificato. e così sul finire della piegata Potterjet in vantaggio, Uronometro LG in seconda posizione, più indietro Naldo Benal mentre cerca di progredire Raki HBD dopo i primi 400 metri percorsi in 33. Raki HBD al largo, partiti invece con minor sollecitudine Moncherie Venus che segue in penultima posizione. Intanto c'è l'anticipo di Naldo Benal che va su Potterjet e ottiene strada, ma c'è subito Raki HBD che incombe al suo esterno. Raki HBD dopo 800 metri si porta all'attacco di Naldo Benal che per il momento replica, insiste però Raki HBD. A questo punto Naldo Benal lascia sfilare Raki HBD che dopo 1 chilometro esatto si porta a condurre 1:15,4, vale molto meno per Raki HBD che rendeva un nastro. Naldo Benal in seconda posizione, in terza c'è Potterjet, al largo Augurio P che progredisce a un giro dalla conclusione e si trascina Apollo F anticipato poi da Potterjet. Siamo ora sulla penultima piegata, Raki HBD in vantaggio, Augurio P che Maurizio Cheli porta all'attacco di Raki HBD a 600 dalla conclusione. Auguri insiste su Raki HBD, costretto nuovamente a parziale dopo il 16,2, ora è costretto ad accelerare nuovamente. Al largo c'è anche Potterjet, lungo la corda segue Naldo Benal, poi lo scatto in terza corsia da parte di Moncherie Venus a 400 dalla conclusione. Moncherie Venus va in terza ruota mentre Augurio P sta liquidando Raki HBD. Moncherie Venus avanza a centropista, va su Augurio P che entra comunque ancora in vantaggio addirittura d'arrivo. Ultimi 150 metri di gara con Auguri OP attaccato da Moncherie Venus che nel finale passa e Moncherie Venus viene a vincere su Auguri OP, mentre per il terzo posto sono in lotta alla corda Naldo Benal, all'esterno Ulisse LL. 1:17 il ragguaglio preso naturalmente dallo start che va quindi tarato, e raddoppio per Roberto Vecchione che viene a vincere con Moncherie Venus, allieva di Holger Ehlert. Successo sul traguardo per una incollatura abbondante su Augurio P che oggi, esente da errori, trova comunque sulla sua strada una Moncherie Venus veramente centrata che, pur rimanendo in coda fino ai 600 finali, mette poi in campo una progressione imparabile, viene a vincere nettamente, più nettamente di quanto non dica il distacco sul traguardo. Vedete nuovamente l'arrivo riproposto dalla regia, il successo per Moncherie Venus. Augurio P al secondo, per il terzo probabilmente ancora il numero 1 Naldo Benal, si salva da Ulisse LL ma ci sarà foto.